Riccardo Lando è il responsabile della scuola calcio del Calcio Padova 5 e quindi tutto nasce da una grande passione per i bambini. Certo, sono tanti anni ormai che sono con i bambini e vederli giocare anche oggi è il vero calcio, sono stupendi e tutti dovrebbero guardare i bambini per vedere che cos'è lo sport e che cos'è il calcio. Sempre tanti genitori, abbiamo dimostrato anche nelle partite anche della prima squadra, c'è un seguito grandissimo, è una grande famiglia che sta crescendo, poi da quest'anno abbiamo anche più sedi perché siamo sia qui al Vertigo, siamo alla Guizza, alla Gozzano, alla palestra Gozzano, al Boomerang, Piove di Sacco, Sarmeola e ci stiamo insomma espandendo. Gli allenamenti dei più piccoli, l'orario su per giù è sempre dalle 4:30 alle 6 e martedì e venerdì siamo alla Gozzano dove abbiamo il numero più grosso, dove c'è la sede principale, e poi lunedì e giovedì a Maserà e poi in tutte le altre sedi, insomma dipende dai giorni di allenamento, però diamo la possibilità di essere insomma in vari giorni sempre presenti. E abbiamo anche un 2012 che è la nostra mascotte, il più piccolo, e dai 2012 arriviamo fino agli esordienti, 2004, questo si intende settore giovanile, e abbiamo due squadre che giocano il campionato dei piccolissimi e dei primi calci e poi pulcini e esordienti, giovanissimi allievi con i campionati di calcio a 5 più specifici. Per un totale di quanti ragazzi? Siamo circa 200 ragazzi, abbiamo raggiunto i 200. Insomma un gran lavoro e quindi c'è bisogno anche di numerosi tecnici, immagino. Io, Alberto Rodriguez e Rozzato, con anche la fortuna di avere per esempio la Gozzano, la Federica che fa la parte atletica, la Federica Volpin, e niente, aumentiamo sempre di più, anche i giocatori della prima squadra come Federico Crepaldi che ha una sede e poi altri mister come Lorenzo, Riccardo, insomma stiamo crescendo. Insomma un'attività vera e propria, non possiamo nasconderlo. È un'attività a tempo pieno a 360 gradi, da quest'anno sono responsabile della scuola calcio e sto vedendo proprio, sto toccando con mia mano insomma l'impegno grosso che c'è dietro a una società che sta crescendo così.